È tra le natività quella decisamente tra le più suggestive ed originali, davvero da non perdere, specie per chi è amante della natura e della bicicletta, composta da ben 400 statuine posizionate lungo la laguna veneziana che si estende lungo i 3 chilometri delle Risacche Pordelio, da Cavallino a Casavio. Si chiama Lagoon Nativity, nome inglese che significa appunto il presepe della laguna, quest'anno giunto alla sua seconda edizione. Un altro momento di comunità, un altro momento della nostra tradizione e un'altra occasione per poter passare dei momenti assieme in felicità. L'opera del comune di Cavallino Treporti, realizzata dall'artista locale Francesco Orazio, è ammirabile, dalla pista ciclabile a sbalzo più lunga d'Europa. L'idea mi è venuta una ventina di anni fa, avevo sempre avuto la passione del presepio a casa, lo facevo nella stalla, nei tronchi, dopo mi è venuta la brillante idea di provare con l'acqua. Siccome è un paese d'acqua. Iniziativa del progetto comunale L'Arte del Presepe, ideato dalla sindaca Roberta Nesto per mettere in rete e valorizzare le natività realizzate da privati cittadini, associazioni e parrocchie. Idea che quest'anno conta ben 20 rappresentazioni sparse su tutto il territorio comunale. I festeggiamenti di questo Natale e di queste feste si concluderanno il 5 gennaio con i Bereloni in piazza Cavallino e a Treporti e il 6 gennaio con la manifestazione del presepe vivente organizzata da Artiano Bodi.